Fu l'unica sconfitta del Checco dello Scapicollo nel girone d'andata. Era un'altra NES Calciaotto, un altro Checco dello Scapicollo, probabilmente quello che vediamo adesso, ma che ha la chance di accorciare, seppur momentaneamente, sul Cotton Club impegnato giovedì. La NES è appena ripartita e non vuole fermarsi. Questa è la 22esima giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Benvenuti alla Stella Azzurra. Checco dello Scapicollo contro NES Calcio 8. Procediamo alla lettura delle formazioni con le quali mister Benedetti per la NES Calcio 8 ospite in maglia bianca e mister Ciro Bardelloni per il Checco dello Scapicollo in tradizionale tenuta orange. Padroni di casa alla destra dei vostri monitor si presentano a questa sfida importante della settima di ritorno. All'andata ha vinto a sorpresa la formazione neopromossa ex campione del Circolo Sport City della scorsa A2, che arriva qui col numero 6 Benassi, 13 Bugiani, 7 Manuel Cosimi, 9 Fiammelli, 8 Lippolis, torna alla squalifica, 10 Marcella, in porta l'eroe della scorsa giornata della vittoria 1-0 contro il De Angelis, Pacioni, col 5 Alessandro Trevisani, con l'11 torna il capitano Lorenzo, che ha attinto in maniera copiosa dalla propria famiglia per tirare fuori la propria squadra dalla crisi. Vediamo anche il numero 3 Stefano Trevisani in campo, col 4 Zanobi, che ha segnato il gol dell'1-0 contro il De Angelis. Risponde il Checco con il numero 15 Capodei, 5 Cortese, 6 Cuozzo, 4 Di Palma, 7 Ferraro, 8 Gaeta, 9 Bogdanov, 11 Maramao, 3 Michetti, 12 Olivieri, in porta 10 Simonetta, 2 Terribili, 1 portiere titolare Troisi e poi col numero 13 Matteo Valentini, che sta per dare l'inizio, il calcio d'inizio a questa sfida. Allora la prima azione sarà del Checco dello Scapicollo in questa gara, importante per i padroni di casa che cercano di avvicinare il Cotton Club, che ha pareggiato la scorsa giornata contro il Cottini Stebano Come, riaprendo un po' i giochi in vetta ad una graduatoria che andava invece allungandosi proprio per quanto riguarda la vittoria della regular season, con il Cotton che per una giornata è stata avanti addirittura di 7 punti rispetto alla seconda in classifica. NES Calcio 8 che ha grandi motivazioni ma che perde subito palla al limite dell'area di rigore ed arriva il gol del vantaggio del Checco dello Scapicollo, lo segna il numero 10 Simonetta. Non era certo il modo migliore per iniziare la sfida per i ragazzi di Benedetti, che qui alla Stella Azzurra hanno denunciato già parziali da brividi. Nelle ultime due uscite appunto erano in grandissima difficoltà numerica, è vero, ma 7 gol dal Football Roma Nord e 8 dal CJ, segnandone 2. Sono un bottino davvero ragguardevole con il quale partire, certo non ottimo per presentarsi alla sfida col Checco, che è già avanti e prova subito a cercare il gol del 2-0 con il tiro del numero 7 Ferraro, che va a pressare alto. Esce NES Calcio 8, sale Cortese, lodato in settimana da testa, qui Fiammelli palleggia bene all'altezza della tre quarti e calcia, ma il recupero di Valentini coadiuvato da Cortese fa ancora ripartire gli Orange direttamente dal proprio portiere Troisi, che rischia qualcosa. Palmieri va in pressione su Cuozzo, che è la calma fatta persona. Allora Cortese sul petto di Simonetta, che gioca bene, lo fa di prima dando indietro proprio a Cuozzo. Il sinistro è il piede debole, ma non si vede in questa apertura. Verso destra ancora palla dietro, Checco tutto di prima, come tante delle azioni che abbiamo visto cucire dagli Orange in questo scorcio di Lega nel post Cotton Club dopo quella sconfitta proprio su questo terreno per 3-2. Checco dello Scapicollo che è diventato infallibile, seppur partendo sempre dal passivo di 0-2, con rimonte sempre ben orchestrate, azioni palla a terra, un calciotto davvero godibile. Oggi la situazione è un po' inversa, il Checco è andato in vantaggio molto presto ma non deve distrarsi. Cuozzo protegge la rimessa dal fondo che sarà effettuata da Troisi. Troisi largo a destra, incontra un proprio compagno che lancia addosso a Manuel Cosimi. Trattasi del numero 2 Manuele Terribili. Cortese, Cuozzo, come al solito calmo Cuozzo, sceglie l'appoggio a Valentini. Ancora Cuozzo con la fascia da capitano al braccio su Cortese, che lancia lungo il pallone. Alessandro Trevisani interviene, viene poi richiamato in causa e torna da Pacioni. Il rinvio di Pacioni, di testa Cortese. Alessandro Trevisani, bravo ad accorciare. Poi il numero 4, oggi Zanobi. Ancora Zanobi, gioca sulla propria sinistra.
pressato Lippolis, tiene palla il giocatore simbolo dell'Enes, va in verticale da Fiammelli che come al solito gioca retrocedendo per dar fiato alle azioni. Il poi però ristagnano, come in questo caso un po' troppo a centrocampo in questo avvio per quelli di Benedetti che scelgono il lato sinistro, ancora da Fiammelli. Fa passare bene lungo per l'inserimento in diagonale di Palmieri che è andato dall'altro lato del campo a guadagnare una rimessa laterale. Manuel Cosimi, l'incitamento di Benedetti che non vuole che i ragazzi escano con la testa da un match appena iniziato, seppur in svantaggio praticamente dopo un minuto. Checco che con un rimpallo e un pizzico di fortuna guadagna fallo laterale. Terribili. Simonetta indietro da Terribili, rasoterra, poi palla ancora a rimorchio dove la può gestire il numero 7, si va qui a sinistra, ancora buona azione del Checco con Cuozzo che la gioca veloce verso Simonetta dal fondo, c'è deviazione, sarà calcio d'angolo. Ferraro, Di Palma, Simonetta, Valentini, Cuozzo, tantissimi giocatori in mezzo al campo per il Checco che danno assolutamente del tuo al pallone. Questi motivi dell'evoluzione sempre lineare del gioco del Checco che gioca corto questo corner, Cuozzo crossa, deviato, palla che spiova dall'altro lato, sarà ancora calcio d'angolo. Se ne vuole andare ad incaricare Francesco Ferraro. Ferraro corto, doppio velo del Checco che rischia di lanciare il contropiede di Cosimi, poi fallo laterale per il Nes. Batte Alessandro Trevisani per Lippolis. Lippolis come al solito bravo a proteggere, poi forse c'è fallo, si prosegue con Valentini che riesce ad appoggiare, arriva Ferraro che calcia addosso a un avversario. Lippolis, occhio a Lippolis, passa Lippolis, Cuozzo arriva da dietro ed anticipa, poi Valentini. Sempre molto a proprio agio il Checco dello Scapicollo sul corto terreno della Stella Azzurra. Illusivo il possesso di palla dei ragazzi di Bardelloni e come al solito fanno uscire fuori gli avversari. Rischiano anche qualcosa quando c'è da gestire la palla in zona difensiva, ma ne escono fuori con autorevolezza, anche se in questo caso il pressing alto dell'Enes li costringe a battere un po' sulla difensiva. Valentini rinvia Cuozzo, Alessandro Trevisani di testa verso il proprio capitano, ma può intervenire con le mani Pacioni. Vuole il rinvio verso il movimento del solito Cosimi che ha stoppato il pallone col braccio. Calcio di punizione per il Checco dello Scapicollo. Terribili, predica calma e batte infatti ritroso verso Cortese. L'appoggio a Simonetta, il controllo così e così, ma si torna due volte da Ferraro. Ferraro a testa alta sceglie Valentini, Valentini ancora da Ferraro. In verticale, Simonetta. Bene verso un compagno che però scivola sulla destra. Trattasi proprio di Ferraro. Allora fallo laterale per la Nes, calcio a 8. Checco dello Scapicollo che vuole chiudere la pratica il prima possibile per evitare sorprese da una squadra che è comunque viva e l'ha dimostrato nell'ultima gara, tornando a vincere dopo tantissimo tempo. Vittoria che mancava alla Nes, calcio a 8 dal 14 di dicembre addirittura, fino alla scorsa settimana. Vincente la prestazione contro il De Angelis. Valentini. Sale Valentini. L'appoggio poi al limite. Simonetta con la consueta classe calcia addosso a un avversario. Fallo laterale Checco. Battuto, il velo è intercettato. Allora Lippolis. Trova un buon filtrante Lippolis per far correre Cosimi, ma Terribili ha una perfetta scelta di tempo, anche se poi si fa rimontare da Cosimi. Lippolis, un po' uomo ovunque per quanto riguarda il Nes, Lippolis se ne va, calcio di punizione. Tiro dalla distanza, intercettato, allora occhio a Simonetta, Simonetta la porta ed appoggia verso Valentini. Fermato allora Trevisani, prova a partire Trevisani, salta due uomini di slancio Trevisani, fin quasi il limite dell'area, dove Ferraro è bravo a fermarlo.
Poi Di Palma ha tentato un cambio di gioco lungo. Cuozzo vorrebbe un pallone giocato più corto, ragionando. Battuto il fallo laterale, palla dietro, poi rilanciata. Di testa Terribili nella zona di Trevisani. Il capitano dell'Enes calcio 8 riparte da Cosimi. Ora con più pazienza quelli di Benedetti si fanno apprezzare per una certa autorevolezza nel tenere il pallone. Con Lippolis trovano un buon varco per Palmieri che converge fino all'intervento puntuale di Cortese. Poi Lippolis. Da fermo Lippolis appoggia a Fiammelli, vorrebbe la palla di ritorno Lippolis, ma Fiammelli sceglie Palmieri. Palmieri con l'esterno contro il tacco di Ferraro che prolunga palla in fallo laterale. Fiammelli. Occhio a Fiammelli e il suo tiro a giro. Troisi però controlla senza problemi nella sua uscita verso il palo alla propria sinistra. Superato il 10° minuto nel frattempo tra Checco dello Scapicollo e Nes calcio 8 e 1-0 per gli Orange. Decide la sfida per ora il gol siglato da Simonetta su uno svarione difensivo di Nes. Qui velo di Palma, Simonetta a ritroso, Valentini vede la sovrapposizione di Cuozzo ma non lo premia, va centralmente, ancora palla dietro, il destro dalla distanza è di Ferraro, palla in calcio d'angolo. Come la scorsa partita, nemmeno questa eccelle per la spettacolarità. Sarà anche il gran freddo che c'è qui alla Stella Azzurra. Calcio d'angolo per il Checco direttamente in porta. Ha esagerato qui Simonetta. Si fa sentire come al solito in panchina mister Benedetti. Nes prova ad uscire, ma l'appoggio di Zanobi è sbagliato verso Palmieri. Allora Cuozzo. La consueta calma di Cuozzo, si torna da Cortese, l'asse che funziona è con Terribili, ancora indietro per il difensore del Checco dello Scapicollo che può dare ancora a Cuozzo. Lancio improvviso di Cuozzo, palla che rimbalza per terminare tra le braccia di Pacioni che rinvia. Cosimi, Capitan Trevisani, porta palla Trevisani e l'appoggia. Lippolis è colpito dal pallone, attenzione che il Checco va in pressione, Pacioni è costretto a metterla in fallo laterale. In uscita, attento Pacioni. Quindi la buona giocata di Checco dentro Simonetta, Pacioni stavolta bene, ancora Simonetta al limite dell'area, poi Ferraro, lamenta un intervento col braccio, contropiede di Nes calcio 8 con Fiammelli, l'uscita protetta da parte di Cortese, di Troisi. Allora Cuozzo vuole alzare il ritmo, il Checco lo fa con Cuozzo, palla data a Valentini che se la allunga, chiede scusa, ma c'è un tocco, è calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto dentro, ha deviato di nuovo fuori da Zanobi. Movimenti dei giocatori di Checco, poi da fuori Simonetta col destro! È un gol pazzesco, quello che segna Simonetta è mancino, ma non si vede, un gol pazzesco di Simonetta, 2-0. Un gol davvero incredibile, la coordinazione e senza guardare la porta. Senza prendere la mira Simonetta, col piede opposto è andato a colpire il ferro dietro l'incrocio dei pali e pallone che quindi è schizzato poi fuori dalla porta. Abbiamo dovuto attendere l'esultanza dei giocatori del Checco per capire che era il gol del 2-0. Valentini, poi Pacioni può prenderla con le mani. Gioca verso Lippolis. Cambia Lippolis dall'altra parte, azione tentata dal Nes, ma Checco che chiude ancora bene. E partite che non sono da sbagliare, queste per la squadra dei fratelli Testa. Sono stati chiari Andrea e Francesco. Il Checco sembra ascoltare e proseguire qui con un'altra grande azione. E il destro è alto sopra la traversa stavolta.
Problemi forse all'adduttore destro per Cuozzo, speriamo non sia una noia muscolare a fermare il capitano del Checco dello Scapicollo, che evidentemente ha sentito una pizzicata all'altezza dell'anca destra, vuole sincerarsi anche entrando in campo il presidente Francesco Testa delle condizioni del proprio totem, che riguadagna a fatica la posizione eretta, deve sorreggersi appunto a fatica sul quadricipite destro. Scherza Testa, ride con Cuozzo e Palmieri, col direttore di gara. Se la ridono i protagonisti, atmosfera distesa qui alla Stella Azzurra per la 22esima della Serie A della Lega Calcio a 8. Cuozzo che ha transitato qui sotto la nostra postazione, Testa va a riguadagnare il suo posto in panchina quando Ness propone un'azione offensiva. Provando un cross che invece è un tiro e passa, ed è il gol che accorcia le distanze, improvviso Mattia Palmieri, 1-2. E certo una grossa disattenzione quella di Troisi, che probabilmente freddo ancora non era stato mai sollecitato dai giocatori di Ness. Nel frattempo Cuozzo ha provato a rettificare gli specchietti di qualche macchina parcheggiata qui fuori. Pallone che viene prontamente rinviato dagli avventori del circolo Stella Azzurra all'interno del terreno di gioco, dove Alessandro Trevisani rimette, la palla gli scivola ed è controfallo. Se la ride Palmieri con Valentini, chiedeva scherzosamente al Checco di ridare il pallone. Fallo laterale battuto da Cuozzo, che sembra essersi ripreso. Prova a rientrare su Lippolis, l'ultimo tocco di Cuozzo, che sportivamente indica anche che la rimessa è avversaria. Palmieri, l'appoggio di Fiammelli, positivo, anche se a centrocampo. È bravo ancora una volta Di Palma, doppia finta di Di Palma, non lontanissimo, da un gol simile a quello segnato prima da Simonetta. Pacioni, Trevisani. Capitan Trevisani sbatte però su Ferraro, allora Di Palma, Ferraro. Col sinistro Ferraro, alto sulla traversa, Checco che aveva creduto probabilmente di aver messo in ghiaccio la partita sul 2-0. Quel tiro estemporaneo di Palmieri che gioca sull'auto di destra ma si trovava, come gli piace tanto fare, andando in diagonale sulla sinistra. Ha rimesso in gioco Ness, ha creato qualche crepa nelle sicurezze granitiche fino a quel momento degli Orange, che qui si trovano a difendere con Cortese, che lascia che il pallone possa uscire, quindi Troisi. Terribili. Gioca in verticale rasoterra in maniera deliziosa, il no look poi tentato da quel lato da parte di Palma, non c'è, sì c'è deviazione da parte di capitano Lorenzo Trevisani, uno dei migliori incontristi della Lega Calcio 8, se non il miglior giocatore senza palla nel girone d'andata. Rimessa lunga, Valentini ringrazia, ma viene scavalcato dall'intervento di un ottimo Palmieri, quindi Cuozzo rimette direttamente su Valentini. Rientra Valentini e si appoggia a Simonetta. Terribili. Quindi Ferraro, scusate, Di Palma su Cortese, ma calcio di punizione fischiato in favore del Ness. Vuole affrettare la ripresa delle operazioni la squadra ospite. Scambio con Lippolis a centrocampo da parte del numero 10 di Ness, Marcella, ex Code 272, lo scorso anno Venere in bikini. Troisi, lancio lunghissimo, Pacioni deve solo attenderlo. Si ricomincia sempre da Lorenzo Trevisani. Il suo lancio incontra Mattia Palmieri, ma l'ottimo intervento ancora una volta di Cuozzo, che prova addirittura ad involarsi, ma Lippolis lo attende lì e la fa sua. Andrea Lippolis, un ritorno importantissimo nell'economia di Ness Calcio 8, lo si vede anche da questo gran lancio fatto da uno dei giocatori simbolo durante la marcia che ha portato poi alla promozione della squadra condotta in dirigenza da Alessandro Cappelli e Simone Pancione ed allenata da Alessandro Benedetti. Cortese,
un cambio di gioco lunghissimo, di testa riescono a tenerla in campo i compagni, poi anticipati dal solito intervento portentoso di Lorenzo Trevisani. È costretto a ricominciare da dietro Trevisani, poi l'allungo verso un compagno che non riesce a saltare due uomini, quindi Troisi. Calmo da Cuozzo. Poggio a Ferraro, lancio lungo dentro e ottimo come il sinistro, tentato da Simonetta che va fuori non di molto. Time out chiesto dalla panchina del Nest, ne approfittiamo per una piccola pausa. Riapprezzavamo nel frattempo la rete del 2-0 di Simonetta. Il parziale qui alla Stella Azzurra è di 2-1 perché Ness Calciotto non ha nessuna intenzione di ammainare la propria bandiera senza combattere probabilmente fino all'ultimo minuto. Nel frattempo ci sta riuscendo grazie a Mattia Palmieri che ha riequilibrato una sfida che aveva visto il Checco andare in vantaggio sempre con un gol del numero 10 ma coadiuvato nella propria azione, quella che ha portato all'1-0 da un grande svarione di Ness, è tutto di Simonetta. Invece lo splendido gol delle 2-0 che riapprezzeremo anche nelle nostre rubriche a fine settimana. Nel frattempo Trevisani prova anche egli a entrare nella rubrica top goal, ma la palla è alta sopra la traversa di un Troisi che una volta chiamato in causa si è dimostrato essere, almeno in quell'occasione, imperfetto, perché poco attento sul diagonale che ha attraversato tutta l'area di rigore da parte di Palmieri. Quindi Cuozzo, si comincia sempre da lui, e poi in seconda battuta da Cortese che deve lanciare, lo fa dove c'è un ottimo stop da parte di Carmine Gaeta, Gaeta la lascia lì però l'intervento di Ness è quindi semplice, poi Cuozzo scavalcato dal pallone riesce a recuperarlo in un primo momento contrastato da Fiammelli, ancora Cuozzo sul petto di Gaeta, bene per Simonetta, attenzione a Simonetta, si ferma in un fazzoletto Simonetta, poi il tacco al limite, tacco di Ferraro, il tiro col destro, un'azione straordinaria da parte di Checco dello Scapicollo, un paio di colpi di tacco, segna il numero 13 Valentini, 3-1. Più bella l'azione sicuramente che il gol, anche perché il destro di Valentini è stato sporcato e reso imparabile da una deviazione di fronte a Pacioni, incolpevole anche in questa circostanza. Palmieri, l'uomo che ha riequilibrato per la prima volta la gara, riaprendola con il gol dell'1-2, manovra questa palla e la gioca su Lorenzo Trevisani. Il capitano rientrato dalla squalifica da Lippolis. Occhio a Lippolis che ha spazio per procedere, ma di fronte a sé si para il muro Cuozzo, quindi Valentini, si invola, ancora Valentini, arriva quasi al limite dell'area Valentini che può appoggiare dall'altra parte, scavato il pallone verso il destro, straordinario, da parte di Ferraro, un'altra azione killer del Checco dello Scapicollo che fa poker, 4-1. Davvero da rimanere di stucco le azioni che sta proponendo il Checco dello Scapicollo, ma non siamo assolutamente nuovi. Ha una qualità di calcio totale, palla a terra, da eludere anche una difesa ben posizionata e composta sicuramente da ottimi elementi come quella di Ness Calciotto, che non ha nemmeno troppe colpe se non sul gol del momentaneo 1-0, perché anche nella circostanza precedente sono stati degli scambi a velocità supersonica a liberare poi il destro al volo di Ferraro. Checco che fa quello che vuole nella metà campo avversaria, ma non per demeriti avversari, quanto per i propri meriti tecnici indiscutibili e che vengono palesati ancora di più e moltiplicati su questo corto terreno della Stella Azzurra, che da sempre è terreno di caccia privilegiato degli Orange, che hanno fatto vedere le stesse cose anche al Ciriaci. Nel frattempo prova ad alleggerire il passivo Alessandro Trevisani, ma è direttamente tra le braccia di Troisi. Ferraro dialoga prolungatamente con Terribili ed è ora in possesso di palla appoggiandosi a Valentini. Valentini salta netto un uomo e se ne va. Ancora Valentini a sporcare i guantoni a Pacioni. Poi Simonetta, doppio dribbling di Simonetta, fuori di un nulla. Azioni a profusione di un Checco dello Scapicollo che quando si è messo a giocare, attenzione a un'altra palla persa al limite da Ness, e Simonetta fa 5-1 e chiude anticipatamente i giochi qui alla Stella Azzurra. Dice ai propri giocatori di non mollare, ma non è facile perché Ness calcia 8, non si è nemmeno espressa malissimo nel corso di questa prima frazione.
ma è punita davvero in maniera molto pesante dal passivo che sta maturando l'Ippolis. Serve anche una sua scossa alla squadra. Marcella, ex Eurobet lo scorso anno, chiediamo scusa per averlo accostato alla Venere in bikini. Troisi evita il calcio d'angolo e perde un pallone. Un minuto dato di recupero all'interno di questo primo tempo, fallo laterale battuto, poi al limite Marcella scarica da Lippolis che lotta come un leone ma non riesce perché il chicco esce di nuovo, palla al piede giocando più a sinistra su Valentini, converge Valentini, cerca lo scambio, Simonetta, scusate Gaeta è toccato da dietro ma non c'è fallo, Trevisani su incedere travolge un paio d'avversari, Trevisani, poi Lippolis come al solito col mancino, va da Marcella ha un paio di uomini davanti, il checco è tutto rientrato e qui va anche a recuperare con Gaeta, attenzione all'azione degli Orange adesso che si spegne però per una volta, lungo l'out di destra, Trevisani, lungo dove il colpo di testa all'indietro dei terribili facilita Troisi nell'intervento, Ferraro, Valentini, di nuovo Ferraro, quando il duplice fischio dell'arbitro mette fine a un primo tempo che termina sul 5-1 per il checco dello Scapicollo su Nes calcio a 8. È ancora lunga la strada che divide Nes calcio a 8 dal triplice fischio di una gara che sembra però aver già udito 3 fischi del direttore di gara al termine del primo tempo anziché i 2 canonici, anche perché il checco dello Scapicollo dopo una prestazione a sprazzi mostruosa, nel corso della prima frazione sta conducendo appunto per 5-1 contro i ragazzi di Mister Benedetti che sono sempre usciti con, ultimamente dobbiamo dire, con punteggi finali parecchio pesanti qui dalla Stella Azzurra. Oggi a differenza delle altre volte hanno proposto un calcio a 8 migliore, hanno anche difeso bene, anche perché numericamente non erano nella stessa difficoltà che hanno dovuto affrontare contro Footballator Manor del CJ, ma hanno dovuto fare i conti con un checco dello Scapicollo feroce e implacabile in alcune azioni giocate davvero palla a terra con una tecnica ed una prontezza straordinaria da parte dei vari elementi di classe che può annoverare la rosa di Ciro Bardelloni, che oggi ha optato giustamente per una formazione in casa molto offensiva e dalla trazione che poteva far pensare a un controllo delle operazioni è stato premiato perché i suoi hanno risposto con prestazioni individuali da urlo e con gol che sono ancora migliori forse delle prestazioni. Il sinistro nel frattempo da fuori da parte di Lippolis che sarà uno degli ultimi ad arrendersi e Nes che fa finire però la sua azione tra i guantoni di Troisi. Cortese lancia Cortese lungo ma c'è l'intervento di Trevisani solo per un attimo. Simonetta, gran palla a Gaeta, occhio a Gaeta, al lato corto dell'area di rigore, è fermato in calcio d'angolo. Gaeta gioca da Manuele Terribili, di testa verso Simonetta, stop di Simonetta, dribbling di Simonetta, altra finta, ancora il numero 10 che mette tutti a sedere e fa 6-1 per il checco dello Scapicollo. È un Simonetta show quello a cui stiamo assistendo qui alla Stella Azzurra. Abbiamo fatto appena in tempo a pubblicare quindi l'articolo che parlava di come tanti bomber fossero tra virgolette di provincia nella Serie A della Lega Calcio 8, che ce n'è uno che si sta avvicinando a grossissimi passi all'interno di questa gara verso le prime posizioni della classifica marcatori, è Alessandro Simonetta, man of the match, ve lo diciamo anticipatamente, di questa gara dove per ora il parziale è di 6-1. Checco perde palla al limite, Marcella la spara altissima. Cortese, il lancio di Cortese intercetta Trevisani che cede sulla propria destra a Cosimi, il lancio è ben letto da Troisi che blocca. Troisi, Cortese, palla in verticale che non passa ma la deviazione fornisce fallo laterale agli Orange che rafforzano il proprio status di miglior attacco del campionato. Siamo ad 82 reti
in 22 incontri giocati con questo. Sono 39 quelle subite e deve andare oltre lo scarto per ora di 5 reti il Cotton Club per mantenere la miglior differenza reti nella Lega. Era pari prima di questa gara con un più 37. Ora Checco è a più 42. Lippolis prova a far filtrare, c'è lo scambio al limite e Nesk non vuole arrendersi e calcia alto sulla traversa. Gaeta, Cortese, già strapalla Cortese, poi la rilancia direttamente per un possesso di Nesk che ripartirà da Pacioni. Sembra lontana anni l'andata che vide in questa sfida trionfare per 2-1 la Nes calcia 8. Qui pressata da Valentini, in seconda battuta recupera da ancora Simonetta col tacco. Simonetta esagera, cercando Valentini, prova ad andare a recuperare dal proprio errore, non viene premiato, rimessa dal fondo per Pacioni. Lippolis per Alessandro Trevisani. Lippolis gioca qui a sinistra, poi a destra Nes, centralmente Lippolis del cerchio di centrocampo, è pressato da Gaeta e retrocede a Pacioni. Qui sotto la nostra postazione dove può salire Bugiani, poi Lippolis, finta il tiro, filtrante per Bugiani, Terribili, gli taglia la strada, la palla finisce fuori. Se la ridono delle interessatissime spettatrici a bordo campo quando Cortese calcia contro un avversario. Gaeta tocca col braccio, calcio di punizione per Nes, calcio a 8. Bugiani appoggiato a Lippolisi, il mancino, Troisi, così e così, e poi in due tempi va a bloccare e mettere in movimento Cortese. Troisi rinvia male, attenzione a Marcella, messo in movimento Marcella, Troisi si riscatta. E nemmeno in panchina il cavallo di ritorno Luciano Molon nelle fila di Checco dello Scapicollo direttamente da zio Mauro Maccarese San Giovannella, uno dei pochi movimenti in svincolo di questo mercato intermedio nella massima serie della Lega Calcio 8, un po' bloccato quest'anno. Attenzione, all'interno dell'area di rigore c'è l'azione, Lippolis prova ad andarsene in mezzo a due uomini, Cortese regolarmente secondo l'arbitro, si appoggia poi Carmine Gaeta, fa correre lungo l'out di sinistra un compagno che lascia lì l'uomo, attenzione in area di rigore, serve una grande uscita di Pacioni per fermare l'azione che aveva ancora una volta tentato Simonetta. Marcella vicino al gol del 2-6 prima, va da Bugioni, tiro deviato dal limite, poi Marcella subisce fallo. Battuta velocemente la punizione, l'intervento di Terribili a mettere palla in fallo laterale. Di nuovo fuori dal numero 6 Benassi, è pressato Benassi da Gaeta, non riesce a liberarsi del pallone. Allora Checco riparte in 3 contro 1, attenzione, velocissimo, dentro Gaeta, tutto solo, troppo facile per il Checco dello Scapicollo, 7-1. Entrato nel frattempo anche Marco Maramao sull'altra fascia, farà ruotare come giusto che sia in questo secondo tempo gli uomini Ciro Bardelloni, anche Scala dentro. Adesso Gaeta va a fare il difensore. Marcella, Lippolis, a destra Alessandro Trevisani, avanza e carica la conclusione, contrata, riparte Checco, Krasimir Bogdanov, anch'egli appena entrato, Maramao prova a destreggiarsi in mezzo a un paio di uomini che gliela portano via, quindi Bugiani si infila in un buon varco e trova poi a destra un compagno di squadra. E Stefano Trevisani che la gioca fuori. Da Lippolis che calcia ancora con problemi nella presa Troisi, che però poi alla fine riesce ad uscirne. Cortese
Krasimir Bogdanov sbaglia il Checco stavolta, allora attenzione, serve un ottimo recupero di Gaeta, bravo anche quando c'è da difendere. Sull'incursione di Benassi, Cortese gestisce palla il Checco con Bogdanov, poi Cortese la calcia dove può stoppare Maramao, ma quando il pallone ha già varcato la linea laterale del campo, quindi quasi 9 minuti sul cronometro delle riprese, è 7-1 per il Checco dello Scapicollo contro Nes, calcio a 8. Benassi prova, nulla da fare, palla sul fondo. Battuto fuori l'angolo da Nes, palla rigiocata da Cosimi verso Lippolis. Cerca un varco Lippolis, prova a liberare il mancino e trova un gran gol. Lippolis, il suo ritorno farà comunque bene a Nes, calcio a 8, anche se è 2-7 alla Stella Azzurra. Serviva il ritorno carismatico e tecnico del numero 8 di mister Benedetti, che fa vedere a sprazzi come la sua squadra delle grandi giocate, una pioggia di reti oggi qui alla Stella Azzurra. Sì, non ne avevamo viste praticamente nessuno, solo una nella gara tra CJ e Golbet calcio 8, sono già 9 e non siamo giunti nemmeno a metà della ripresa tra Checco dello Scapicollo e Nes. È una gara probabilmente chiusa a doppia mandata, anzi sicuramente chiusa a doppia mandata da un Checco dello Scapicollo davvero a tratti sugli scudi, che però ha subito 2 reti, non farà sicuramente piacere ai fratelli Testa e mister Ciro Bardelloni questa particolare statistica. Lippolis a sinistra, non ha smesso di giocare Nes, ha questo pregio nella gara, almeno con Bugiani, che continua forse a crederci, quindi Marcella col tacco, Benassi, poi il cross, palla buona ma recuperata da Checco dello Scapicollo con Marco Maramao che a lunghe falcate provava ad accedere nella metà campo di Nes, poi va in pressione Maramao con fallo. Fallo di sfondamento di Maramao che chiede poi scusa all'avversario. Si va da Cosimi. Cosimi gioca da Lippolis. Il faro di Nes calciotto. Vuole uno scambio con Marcella. La raccoglie ancora Lippolis. Ha di fronte a sé Cortese. Si libera Lippolis. Vuole andare fino in fondo. E poi scivola. Va a dargli il 5 Carmine Gaeta quando Troisi mette in movimento Scala dall'altra parte. Valentini. Sale Gaeta, carica la botta Gaeta, non lo marcano, può addirittura prendere la mira e fare 8-2 per il Checco dello Scapicollo. E non c'era nessuno stavolta su questa fascia di competenza sotto la nostra postazione. La destra d'attacco per il Checco dello Scapicollo, la sinistra difensivamente parlando per Nes calcio a 8. Sarà staccato dalla posizione Bugiani, di solito puntuale nei propri ripiegamenti, ma qui disattento anche perché la gara è già in ghiaccio da un po' di tempo. Gaeta, Bogdanov, possesso prolungato del Checco, Di Palma, scusate, poi al limite dell'area, altri scambi di Checco con Gaeta, possesso di palla tenuto e girato, al limite Maramao, tiro contratto di Maramao che colpisce il palo. Lippolis, sale Lippolis, vuole andare Lippolis, tiro contrastato, fallo di mano poi di Simonetta, calcio di punizione Nes. C'è il time out ragazzi. Time out nel frattempo è stato chiamato dalla panchina di Nes, ne approfittiamo per un'altra pausa. Siamo giunti a metà della seconda frazione con il Checco dello Scapicollo che all'interno della 22esima giornata di Serie A della Lega Calcio 8 sta conducendo per 8-2 contro il Nes Calcio 8 che uscisse dal campo con questo risultato finale replicherebbe il brutto passivo incassato contro il CJ un paio di settimane fa ed è un campo, quello della Stella Azzurra, che evidentemente non porta bene a Lippolis e compagni, che a sprazzi comunque hanno dato segni di vitalità ma che sono stati trafitti più e più volte lungo il corso di tutta la gara. Qui Zanobi carica il tiro, Zanobi, ma la palla esce senza che Troisi debba intervenire. Troisi, Maramao, Bogdanov è pressato, Zanobi appoggia a Lippolis. Una buona notizia per mister Benedetti, il ritorno e anche in discreta forma di Lippolis che va ad aprire bene qui a destra, c'è un cross contrato, quindi fuori.
Cosimi. Battere a lui il calcio d'angolo, rasoterra all'altezza del primo palo, Troisi. Impresa bassa. Gaeta. Lancio sporco e rasoterra, quindi Zanobi. Non bene per l'intervento a gamba tesa su Marcella. Calcio di punizione per Enes. Parte la lunga rincorsa di Andrea Lippolis. Botta, scusate, era Cosimi e ha respinto con i pugni. Come ha potuto Troisi? Partita che ci ha fatto vedere altri gol nella ripresa perché le difese sono rimaste molto larghe, dato il risultato già acquisito per Checco dello Scapicollo. Nes già spacciata nel corso del primo tempo. Bugiani. Si appoggia da Lippolis. Da Marcella, cortese, puntualissimo, come al solito. Può offrire a Maramao che corre convergendo e facendo correre molto veloce Valentini per tenere in campo questo pallone. Ci riesce Valentini con uno scatto pregevole. Poi va dentro l'area di rigore. L'appoggio indietro e Valentini. Non lontano dal nono gol. Il direttore di gara qui sotto la nostra postazione fa segno che sarà rimessa dal fondo dall'altro lato, già effettuata, può correre sulla destra Nes con Capitan Trevisani, vuole convergere fino al sinistro, come al solito molto forte fisicamente Trevisani. Zanobi si incunea, Zanobi arriva quasi al limite dell'area di rigore, il suo tiro deviato finisce fuori. Il calcio d'angolo se ne vuole andare ad occupare Benassi, vicino a sé ad offrire soluzione corta Lorenzo Trevisani. No, batte Trevisani il corner. Bugiani, Trevisani all'indietro, colto in controtempo, quindi Cosimi. Pacioni. Il lungo lancio di Pacioni, più un tiro verso Troisi. E titoli di coda che scorrono con larghissimo anticipo su questa sfida. Merito di un Checco dello Scapicollo feroce nell'aggredire la gara nei minuti in cui ha contato. Demerito di una Nes calcio a 8 che probabilmente ha optato per le scelte sbagliate, ma che già in avvio era stata punita dopo nemmeno praticamente un minuto per una propria grave defezione al limite dell'area di rigore. Qui la palla ristagna a centrocampo, prova ad andarsene, lo fa bene Zanobi al lato corto dell'area di rigore, è messo giù, non c'è fallo secondo i direttori di gara. Pallone nell'intervento precedente, quindi Valentini. Si destreggia bene Valentini, fa sparire gli uomini intorno a sé e va da Carmine Gaeta. Gaeta rigioca verso Cortese. Intervento in scivolata dei Trevisani, come dire siamo ancora qui, stiamo giocando questa gara. I compagni, soprattutto con la mimica del corpo, non sembrano però accompagnarlo in questo particolare atteggiamento. Qui Alessio Michetti, scusate, non naturalmente Mattia Scala, gravemente infortunatosi qualche mese fa. È andato a far uscire il pallone con il suo tocco. Fallo laterale battuto da Nes. Zanobi. Bugiani. Bugiani torna indietro da Alessandro Trevisani per Lorenzo che entra praticamente in scivolata sulla panchina di Checco. Qualcuno si sarà preso uno spavento. Cortese. Troisi. Dal rinvio Troisi in avanti sul petto di Di Palma, poi Michetti. Scambia con Valentini e di nuovo Cortese. Maramao. A contrasto Michetti che ha bisogno di entrare in partita anche in campionato, c'è da dire, convocato spesso dal Checco dello Scapicollo, ma utilizzato di rado Michetti. Ha oggi comunque l'occasione per una sgambata, per mettersi in mostra.
Gran giocata di Valentini nel frattempo a centrocampo con padronanza e sicurezza ancora gli Orange. Cortese, Bogdanov, Krasimir Bogdanov, la rimonta su di lui di Lippolis che fisicamente concede poco a quasi tutti i giocatori in campo. Qui Fiammelli, intervento e palla in fallo laterale. Bugiani, Lippolis non passa, ancora Lippolis, palla fuori. Bugiani, Trevisani aveva scambiato con Cosimi, un lancio e poi il Checco con Di Palma, palla dietro a Troisi. Nessuno pressa Troisi. Il lancio dell'estremo difensore del Checco dello Scapicollo è preciso, ma è bravo a far scorrere Cosimi. Pacioni l'ha tenuta in campo, per quello la porta con i piedi fin da Zanobi. Sale Zanobi. Occhio a Zanobi, le sue finte, gli si para però di fronte come al solito un ottimo Valentini. Bravo anche a subire fallo qui da Lorenzo Trevisani. Cambi nel frattempo per Enes Calciotto, è rimasto infortunato nel contrasto precedente Trevisani. Qui Gaeta. Rimane in campo Trevisani, è Cosimi ad uscire, Valentini. Direttamente dal portiere Troisi. Valentini, Maramao. Di nuovo Maramao. Raccoglie la palla di ritorno. Maramao va col sinistro contro il piede di Pacioni. E ha voglia di segnare con gli elementi di Checco dello Scapicollo che meno impiegati in questo periodo vogliono mettersi in mostra. Qui nel frattempo dalla distanza in mostra ci si mette Zanobi, secondo gol consecutivo dopo quello segnato dalla De Angelis. È il gol delle 3-8. E Checco che subisce 3 reti in questa sfida e mantiene comunque una media di gol incassati abbastanza alta per una squadra della caratura di quella dei Testa e di Bardelloni. Una Maramao che porta palla, il primo errore di grammatica a centrocampo di Valentini. Lorenzo Trevisani vuole portarla lui, viene messo giù, è calcio di punizione per Enes. Vabbè, c'è ancora il pallone. Battuta la punizione verso un tiro cross, poi rinviato, deve uscire Pacioni, no, alla fine attende il pallone e lo blocca. Rinvio con i piedi di Pacioni, lunghissimo, verso Fiammelli, che ci aveva fatto vedere una giocata del genere quando giocava con l'Atletico Fiumicino lo scorso anno in Serie A2. Non ha avuto lo stesso coraggio nella coordinazione al volo in rovesciata, segnò un gol epico in quell'occasione. Valentini, Cortese. Sbaglia il primo passaggio della sua partita, ma rinviene Carmine Gaeta. Pressato Gaeta da Trevisani, che gliela porta via Fiammelli. E il gol delle 4-8 ha staccato in anticipo il Checco dello Scapicollo e Ness ne approfitta. Valentini. Gaeta servito da Cortese, va lungolinea. Intercettato solo per un attimo il pallone da Ness, che poi lo raccoglie di nuovo con Alessandro Trevisani. Zanobi. Che cosa devo fischiare? Zanobi va lungo, Troisi blocca. Che cos'è che devo fischiare? Valentini. Di Palma. Cortese. Gaeta, di prima da Valentini. Palla girata a sinistra, poi indietro da Gaeta. Di fronte a sé Zanobi. Il merito di non aver mollato per Enes Calciotto, il piccolo demerito per il Checco dello Scapicollo di aver staccato la spina in anticipo. Anche se qui Gaeta controlla il possesso agevolmente con Cortese, poi lo gira da Valentini. Questo un po' in difficoltà, torna dal mancino di Cortese. Senza problemi salta anche un avversario Cortese che subisce fallo, poi lancia sul petto di Bogdanov, indietro, arriva Marco Maramao che se la allunga per il tiro Maramao.
Buon ingresso in campo di Maramao che sta pian piano ritrovando la miglior forma. Pacioni. Rimesso per un compagno. È Zanobi che alza ancora palla verso Bugioni. Bugiani, scusate. Lorenzo Trevisani a centrocampo. Il capitano è l'ultimo ad arrendersi. Appoggia a Bugiani. 1-2 che si chiude con Trevisani in area di rigore. Serve un'uscita tempestiva da parte di Troisi. Poi Checco. Calcio di punizione. Si danno il 5 Cosimi e Michetti. E sicuramente si conoscono essendo vecchi partecipanti. Vecchi tra virgolette. Nel senso di lunga data all'interno della Lega Calcio 8. Hanno militato nella massima serie. Michetti sempre col Checco. Cosimi un po' più giramondo. Tra Eurobet, Roma Calcio 8 e ora NES. Il destro di Di Palma qui mette in difficoltà Pacioni, recupera palla il Checco proprio col numero 4 Di Palma. Gaeta. In surplus Gaeta ricomincia da Cortese in verticale. La palla a Maramao, poi giocata da Michetti che interviene bene su Cosimi, ancora Michetti. Vuole servire Valentini, come al solito il dribbling stretto di Valentini, l'azione con Maramao che non si chiude quando arriva il triplice fischio del direttore di gara, il Checco dello Scapicollo non sbaglia, fa 8-4 a NES Calcio 8 e mette pressione al Cotton che deve giocare con il gruppo Project Team Immobiliare sempre questa settimana.